Buonasera, ben chiattats con Gnovis. È passato un anno giusto quando Liliana Resinovic ieri sparide cence fassa venuie, fin quando il suo corpo è stato chiattato il 5 di Zenar in tal parco dal vecchio ospedale psichiatrico di San Zuan a Trieste. Le investigazioni coordinate dal procuratore generale Antonio De Nicolo hanno sempre puntato al suicidio, anche perché il corpo della femmina non presentava nessun segno di barufis, aggressione o violenze. In un primo momento i sospetti però ieri incollati sul somp Sebastiano e sono un amico Claudio che ieri varesse confidato di una situazione per noi e biele infame, ma in fin dai fins tutti i dos questi stradis sono stati abbandonati. Sulla questione arrestin però purtroppo pons nuie clars, che sono anche mo sotto la lente dagli sforzi dall'ordine. L'investitore di Francesca Manfè, l'atleta di triathlon di 44 anni, morte al 3 di marzo a Tamai di Bruniere, alla patteggiata 2 anni di prigione. Il giudice gli ha conceduto gli attenuanti scondut che non era la prima volta che guidava in condizioni di ebrietà, perché la vittima correva in te stessa senza di marce dagli macchinis e no in che il contrario. Francesca Manfè, che lavorava a Maron di Bruniere, ieri è stata chiappata sotto in via Prata a Tamai dall'uomo di 70 votains e ieri è stata sbalciata per 10 metros. E una femmina ieri è stata ferita in maniera seria in tal Ciaf dopo la collada di Chiavalla a Pasian di Pordenone. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e con l'elicottero di soccorso che hanno accertato un importante trauma craniche. Gli è stata dunque portata con l'elicottero all'ospedale di Udine, dove che come è ricoverata in gravi condizioni. E un'anziana di Gnana le è stata ustionata dentro dalla sociase, dice che hanno capito gli sforzi dall'ordine, l'ompaliere d'ogni dal cammin impiata per scialdarsi quando i vestiti hanno chiappato fuoco. È stata menata con l'elicottero sanitario a Udine con un'ustione di seconda e terza grado sulla bande alte dal corpo. Sono arrivati anche i pompieri a permettere in sicurezza la chiesa. A chiappe in pleno un platin in bande dalla strada si ribalta e al finista la corsia contraria. Le è succeduto in via Miramar a Trieste, protagonista un triestin di 75 anni, l'ompa è restata bloccata dentro dalla macchina, ferita ma cussiente finché non sono arrivati i soccorsi. I pompieri lo hanno deliberato, i sanitari lo hanno menata all'ospedale di Catinara. Si è sciarato in maniera ufficiale il caso Contarena a Udine. Il Consiglio di Stato ha mandato in daur l'ultimo ricorso presentato dalla società che gestiva il storico ambiente a Udine. Il sindaco Pietro Fontanini non sconta qual che sarà come la vigni dal locale. Il Contarena non si sa le vicende giudiziarie con chi lo gestiva, che purtroppo non pagava in affitte. E come ho avuto notizie che il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso che aveva fatto questa società, quindi il Comune di Udine, quindi come si era di queste storie. Ho voluto di fare un bando per città qui che allora occupa il Contarena per gestirlo, alle locali bellissimi come che tanti Furlans e Sang, e ho voglia di tornare a viaggio il più presto possibile, però intanto alle in mano al liquidatore perché la società che lo gestiva è stata dichiarata fallita e quindi come sogno dei pimbens dal fallimento. Speriamo che duri un po' per poter fare il bando e quindi c'è un nuovo gestore per il Contarena. E continua a crescere la manovra finanziaria regionale per il 2023, la più siore dalla storia dal Friuli Vignesi e Giulia. A Zaplui di 5 miliardi di euro VEA sono stati zontati, emendamenti per altri 41 milioni. Si intinga che il proposito l'assessore regionale Barbara Zilli.
La manovra finanziaria entra tal viv, voi vin depositato ulteriori emendamenti che valen più di 41 milioni di euro destinati non solo alla sicurezza da impianti sportivi e anche a investimenti in tal senso, pensi al Carnera di Udine, ma anche a una misura che covente per persone che hanno più di 65 anni che poi di ottenere un sconto al 50% sui biglietti di trasporto pubblico locali. Vincerò di dare una mano proprio anche al TPL per cercare il rincaro dall'energia che stiamo vivendo e viene robustito anche un strumento che funziona nevore bene e dotte famiglie, mettendo 5 milioni di euro che a servizi ai nuclei familiari della regione per cercare di là incontri a tutte le difficoltà che sono legate all'inflazione. Di queste e di tante altre tabagliarini che dice qui e i confidi che vengono approvate dall'Aula per cercare una manovra nevore importante. La rete diritti accoglienza solidarietà internazionale dal Friuli Vignesi e Giulia in tun col centro di accoglienza Ernesto Balducci di Zuian ha denunziato la situazione di centenari di migranti arrivati in regione passante per la vie balcaniche. La Sazza dormì fura al freddo, senza nessuna strutture pronte a ricevere. In tune note, le realtà di accetta mettono in evidenza l'irresponsabilità dalle istituzioni locali che non hanno disponuto misure di prima accetta, manchiando così ai doveri dal loro mandato. Rete d'Asi e Centro Balducci tornano anche sull'argomento delle missioni informali dai migranti ai confini entre Italia e Slovenia, tenuti come dal DUT illegittimis. Dalla vecchia caserme Osoppo sarà fatta su in Curt la nuove palestre di Rimpinà di Udine, un'opera come che non sconta il vice sindaco Loris Michelini di quasi 4 milioni di euro. Un'altra realtà che sarà breve, veramente le palestre di roccia è un implant con 3 grossi pareti di roccia, una esterna e 3 interne. Ho vinto anche tutta le parti di ristorazione, dei allenamenti, le sali. Ho vinto veramente una palestra, un implant che sarà a livello io dico europeo, perché non stanno domandando Austria e Slovenia, le società alpine friulane domandano continuamente perché sa che diventerà un impianto importante, talmente importante che da 3 milioni e 2 o passiamo a 3 nuovi perché tra IVA, tra aumenti dei prezzi, insomma ho visto un review del progetto, però ho vinto già 2 milioni che non sa dalla regione, proprio perché la regione riconosce un gran lavoro e soprattutto un implant che sarà rilevante per tutte le regioni e quindi nos darà, ho vinto mandato, spero che nos dedi, che al milione e nuovo calcovente, se non mettere in noal, che sicuramente ho vinto di fare l'implant perché l'ho vinto promettuto alle regioni, a tutti altri Veneto, a chi che sono all'estero, veramente io sono talmente orgoglioso di questo implant che veramente non vi ho l'ore di poterlo di nascere e finì. Sabide, la prefettura vierzerà gli spuartis ai cittadini, i nuovi spazi ristrutturati dal vecchio ospedale militare di Fata ospiterà un avvenimento dedicato alle associazioni dal territorio con la presenza del coro del liceo Percotto e della fanfare dalla brigata alpine Giulia. All'è il prim passo per arrivare a face convinta al chiafa la sclariti il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, fasinte diventare queste prefetture un pueste vierte alla Inte. Culine, Fiez, insieme con l'ANA, sarà il quartiere generale della Dunade di Mai dall'Ancuven e perché volte o volin che il claustri alle sedi a disposizione di Duci. E anche per Usgnot alle dut novis al torne domani sere, sempre a 9 mancul vince. Mandi e buone serate a tutti.